Ad Agrigento arriveranno fino a 21 milioni per 1020 classi scolastiche e 1345 chilometri di strade. Come hanno chiarito ieri nelle lettere inviate ai commissari, l'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso e l'assessore all'economia Gaetano Armao, bisogna però trasmettere le istanze relative agli interventi da effettuare entro il 31 agosto, corredata da un cronoprogramma puntuale per opere da realizzare tra il 2019 e il 2021, che siano immediatamente cantierabili. Il commissario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Girolamo Di Pisa, mostra di avere già le idee molto chiare nonostante tempi ristretti. Abbiamo 25 progetti per strade provinciali già finanziati, ha spiegato, di cui alcuni sono già arrivati alla gara. Queste somme messe a disposizione dalla Regione ci aiuteranno perciò a incrementare e agevolare i nostri piani, che ci serviranno a risistemare alcune arterie di collegamento da tempo disastrate. E per quanto riguarda le scuole abbiamo ottenuto 50 milioni di finanziamenti per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici, ha aggiunto il commissario di Pisa, e per l'adeguamento delle strutture agli standard antisismici. Anche in questo caso i fondi stanziati ci torneranno molto utili, conclude.